Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 4 marzo, puntata 108 e diamo anche il buongiorno al nostro Francesco, ben trovato Fra. 108? 108, yes. 100 super. 8. Ti sei divertito ieri a vedere Como Inter? Mamma mia, guarda, c'ho ancora i brividi. Ho ancora i brividi. Incredibile. Che palle, possiamo dire, Brutta. sì, l'ho detto. Che palle. Sì. Non sono molto elegante, abbiate pazienza, però ragazzi, una palla. Cioè, una Sì, cosa veramente brutta. alla Un faccia gioco veramente alla delle faccia due squadre che in teoria dovrebbero fare il miglior no, ma campionato. sai, che figo, che bello, ma Ciao, Piergio. vabbè. Giustamente Vabbè, Pirix che vedevo dice di- sabato giocheremo alle 15, non siamo più abituati alla luce del sole, speriamo bene, ma infatti giocheranno con gli occhiali scuri, questa è la novità. Esatto. Il Cagliari giocherà con gli occhiali scuri proprio per cercare di adattarsi un po' al La gente ci tempo, crede a al quello che sole. dici, Buongiorno a tutti, ciao Nico, ben Non, trovato. cioè, può non Ciao Dani, sembrare, ben ma in realtà trovato. la gente ci crede, Attenzione, guarda a quello che Marco. dici tu. Buongiorno, la butto lì, ma una pizzata tipo teenager a fine stagione con 131 abbonati? Sì, ci sta, paga il di Leonardo, quindi non ci sono problemi, ragazzi. Non Allora si fa vedo, sicuro. non vedo dove sia il problema, raghi. Assolutamente. Ci Io vi pensa raggiungo. LDL. Sì, Io vi tu anche ragione, raggiungo. l'importante è che paghi, poi guarda, non ci sono problemi. L'importante è Ciao che Alfio, metta ben il soldo. trovato. Poi, No, ma figurati Marco, noi scherziamo, ci mancherebbe. No, però è una bella idea, ci sta. Ci sì. sta assolutamente. Bisogna capire, a Cagliari ovviamente la facciamo perché... Beh, Anzi, sai dove la diciamo facciamo? che aiuterebbe. Sai dove la facciamo? Eh, Facciamo a Tramazza. ci sta, ci sta. E diamo Ci la può coppa. stare. Ci può stare, ci può stare. Visto il tuo odio per Tramazza dal momento No, della Coppa, da quando esiste no, la Coppa, mi no. dissocio. Ma che? Vabbè, la Poco coppa, ma più che altro è la eh, modalità, ma non è per Tramazza o per la coppa in sé, è sì. per Dicevano tutti l'applicazione così, poi. Fantacalcio. No, no, attacco Dicevano tutti diretto, è per così. l'applicazione Fantacalcio, ci mancherebbe. Mi ha fatto dannare. Comunque, Tutto vediamo un po'. Dallara. Oggi abbiamo una puntata dove ci sarà l'ex capitano del Cagliari, Gianfranco Matteoli, sarà con noi dalle 10:15 e poi la seconda parte dalle 10:40 più o meno ci sarà Roby dove andremo a parlare un po' di Torres. La Torres è impegnata stasera contro il Guidonia alle 20:30, partita importante anche perché la Torres è a -1 dalla salvezza diretta, visto che ha Sì, 25 punti, il Brane ha 26, quindi sarebbe interessante, sarebbe doveroso una vittoria da parte della Torres che non vince dalla prima giornata in casa. sì. Quindi, quindi ci saranno queste due. Ci sarà sia prima Gianfranco Matteoli con cui andremo a parlare anche del progetto giovani, visto che comunque Gianfranco vive tra i giovani, quindi sicuramente Qualcosa chi la meglio sa. di lui, esatto, chi meglio di lui ci può dare un po' il suo punto di vista e poi, ripeto, andremo a parlare un po' di Torres.
grande Nico, immenso Matteoli, sì, assolutamente, non vediamo l'ora. Andando un po' a parlare di Cagliari, ieri c'è stato l'allenamento, recupererà Mina dalla squalifica, De Iola ancora indifferenziato, non sono stati menzionati Gaetano, Mazzitelli, questo quindi fa presagire fra un non recupero per la sfida contro il Como e magari recupero per la sfida contro il Pisa. Vediamo, è chiaro che insomma la speranza di Pisacane e dello staff medico era quello di recuperare quantomeno uno, Per la panchina. e quell'uno era De Iola, nello specifico, giusto per sgombrare il campo da ogni dubbio, però evidentemente non fa, cioè, è ancora dolorante il capitano del Cagliari, e ti dico, cioè, sinceramente, vedendo come sono andate, cioè, come è andata anche la gestione degli infortuni in precedenza, non mi sento tendenzialmente insomma, di criticare, ecco, diciamo così, perché comunque, cioè, abbiamo visto che poi magari accelerare ricaduta è un casino. Non E è il quindi, caso, diciamo, quindi meglio una giornata in più a riposo che meglio sì. resti fermo. Guardate Folorunsh, non è stato rischiato contro la Lazio, lo hai portato a Parma e poi alla fine ti ha risolto la partita. Ecco, io credo che anche da quel punto di vista, insomma, l'idea sia quella, ecco. Poi chiaramente vedremo, però l'impressione è quella. L'impressione è quella, quindi insomma, che non venga rischiato. E magari, appunto, come dicevamo anche ieri no, avanti ieri forse, con Enrico Gaviano, Lunedì. conferma per l'Iteta e magari Foloruncio ancora a gara in corso per provare a dare un po' insomma, un po' di forza, un po' anche di tecnica. Sinceramente, anche sia in base alla partita di venerdì, quella giocata a Parma, che a quella di ieri, parlo del Como, chiaramente, di Coppa Italia, cioè il Como ti fa ballare tanto. Cioè, abbiamo visto che anche una squadra come l'Inter, che è super sul pezzo a livello atletico, fisico e quant'altro, ieri ha avuto grosse difficoltà contro il Como. Per cui io sinceramente non mi stupirei se appunto Foloruncio ripartisse dalla panchina, ci fosse di nuovo il centrocampo formato appunto da Adopo De Iola e scusate, Litete Sulemana, con Foloruncio poi eventualmente o a centrocampo o addirittura in attacco, perché certo. Beh, dove ha giocato a ricordiamoci Parma alla sempre, fine. esatto, perché di fatto a Ci Parma sta. poi ha giocato da falso centravanti, quindi che Assolutamente. potrebbe essere anche il giusto modo di farlo rientrare ulteriormente in forma, quindi senza chiedergli troppi sforzi dal punto di vista di corsa e in qualche modo di atletismo, magari a fare, perché l'altra ipotesi era magari riposa Esposito, mette Foloruncio al posto di Esposito, ma io in questo momento non ce lo vedo un altro al posto di Esposito, perché quello che fa Esposito a livello soprattutto di corsa non lo fa nessun altro. Foloruncio non ce l'ha in questo momento specifico, magari tra un mese sì, magari tra 3 settimane sì, tra 2 settimane sì, ma ora non ce l'ha. E quindi credo ancora appunto che Esposito venga confermato centravanti, dietro il centravanti con Kilixoi ancora lì. Anche perché Anche perché poi Kilixoi secondo me rende meglio dall'inizio che a gara in corso, cioè l'abbiamo visto fin qui, è un giocatore che ti pulisce tanti palloni, è un giocatore che lavora tanto poi per la squadra, perché è chiaro che tutti noi abbiamo negli occhi le perle di Kilixoi, no? La rovesciata, i dribbling, il gol contro il Pisa, l'andata e via dicendo. Però quello che secondo me fa tanto cioè quello che incide tanto nella prestazione quotidiana
del turco è il lavoro di squadra. A Parma, ripeto, è vero che è mancato nella conclusione, nella finalizzazione, che teoricamente dovrebbe essere il suo forte, no? Certo. Però è anche vero che si è fatto davvero il mazzo per la squadra, pulendo molti palloni, cercando costantemente il dialogo con Palestra e con lo stesso Esposito. Quindi, insomma, è un giocatore che in questo momento magari ruba meno l'occhio rispetto alle partite in cui ha fatto gol, però è altrettanto vero che fa un lavoro di per la squadra che né Borrelli né Pavoletti in questo momento preciso, a parte che Borrelli è infortunato, ma anche l'ultimo Infatti dicevo, me l'ho diciamo dimenticato di così, menzionarlo Borrelli, non me ne voglia, ci anche mancherebbe. l'ultimo Borrelli in forma non era chiaramente per caratteristiche in grado di fare quello che sta facendo Kilixoi per la squadra. Cioè tu dai la palla a Kilixoi 9 volte su 10 è in banca. Poi capita che anche lui sbagli, ci mancherebbe, perché è umano e non è un robot. Però è quel tipo di attaccante che in questo momento può essere molto utile a questo Cagliari. Poi è chiaro, il Como gioca, lo abbiamo visto anche ieri, ripeto, gioca un calcio unico in Italia, no? E quindi mi aspetto un Cagliari fotocopia rispetto all'andata, un Cagliari che chiude tutti gli Esatto. spazi, che lascia la palla al Como perché tanto è così, e provare a qualche imbucata. E comunque gli spazi il Como te li lascia, perché anche ieri comunque l'Inter un paio di occasioni le ha anche avute. E devi sperare che in quelle poche occasioni che magari ti lascerà il Como, devi sperare di essere cinico e concreto. Come è stato con la Juve, per dire. Esatto, una parità molto simile alla parità contro la Juve. Tra l'altro, Marco dice: se ti allunghi troppo in avanti con il Como c'è il rischio che uno come Mina, in generale la coppia difensiva, possa soffrire l'attacco in velocità al contrario dell'andato. Infatti, io ho letto anche da qualche adesso non mi ricordo dove, c'era un'intervista dove diceva: ma il Cagliari deve attaccare il Como, deve approfittarne. E secondo me quello è un errore, perché se tu comunque sei troppo lungo, il Como ti punisce, anche perché ha recuperato anche Baturina. Sappiamo un po' sia la valenza dal punto di vista tecnico da parte del Como, sia la velocità, gli esterni. Jesus Rodriguez ha fatto il primo gol in Serie A, 7 assist. Insomma, parliamo di giocatori che se gli lasci degli spazi sono bravi nel dribbling e inevitabilmente ti puniscono. Ma io sono sicuro che Pisacane la studierà a dovere, anche perché il Cagliari forse è stata la prima squadra che è riuscita un po' a fermare il Como all'andata in quel famoso 0-0. Quindi conosce bene Fabregas e non abbiamo dubbi da questo punto di vista. Però Sì, poi abbiamo il ieri è nostro tornato primo ospite. anche Esatto. Diao, che insomma non è una buona Esatto. notizia questa per il Cagliari sicuramente. Ma Esatto. andiamo, accogliamo con Facciamo grande entrambi. piacere il nostro primo ospite, vai. Eccoci qua. Ciao Gianfranco, benvenuto. Ciao, ciao, salve a Buongiorno tutti. Gianfranco, come Ciao, stai? buongiorno. Bene, grazie, tutto a posto. Alla Anche grande. noi, ora che sei con noi è sempre un piacere, insomma, poter ospitare insomma, persone come te. Luca, lascio subito a te la palla, visto che insomma, Vabbè, io ti chiedo subito, Gianfranco, stiamo parlando appunto di giovani, tu che sei un esperto, che lavori con i giovani, ti chiedo un po' com'è il progetto Cagliari, allenatore debuttante, tanti giovani, una squadra che comunque, dati alla mano, non è mai stata nelle ultime tre posizioni, a 30 punti, più 6 rispetto alla terzultima. Come ti sembra questa evoluzione di questo nuovo Cagliari? Ma mi sembra che sia andato tutto bene. Sicuramente, vabbè, io non conoscevo Pisacane come allenatore, però ha dimostrato di essere un buon allenatore, ha fatto bene, ha fatto giocare dei ragazzi giovani, però diciamo che ha un'ossatura, una buona ossatura dove può inserire ogni tanto e anche senza paura quando ne ha bisogno dei ragazzi giovani, ecco. Assolutamente. Vado un po' sul discorso della lotta a salvezza. Ci sono squadre come Fiorentina e Torino che sono lì quasi per caso, che hanno un po' aumentato, diciamo, il range di squadre che lottano per la salvezza. Diciamo che il Cagliari
è quasi salvo, possiamo dirlo da questo punto di vista, Gianfranco. Ma Quasi. io aspetterei a dire quasi perché poi dopo il calcio è strano, quindi però diciamo che la posizione del Cagliari è ottimale, ecco, dai, dovrebbero veramente fare un finale di campionato disastroso, ma questo non mi sembra perché ogni partita vedo che è ben organizzato, è difficile giocarci contro, quindi io penso che questo pericolo non ci sia, però nel calcio bisogna sempre stare attenti, quindi piedi per terra, partita per partita e andare avanti, perché poi magari ti trovi in una situazione imbarazzante e poi alla fine rischi fino alla fine, ma questo non mi sembra tanto il caso del Cagliari, soprattutto perché mi sembra che ha i piedi ben piantati per terra. Fra? Sì, è vero, sono molto d'accordo Gianfranco con questa ultima osservazione. Ti aspettavi un campionato così equilibrato in qualche modo? Cioè, stiamo vedendo anche ieri, dicevamo, guardando un po' i numeri della classifica, al di là delle ultime due posizioni che oramai sembrano abbastanza cristallizzate, no? Tra Pisa e Verona, per il resto poi però c'è una buona fetta di squadre che lottano, tra cui appunto, come ha già detto Luca, Fiorentina e Torino, che inaspettatamente mi viene da aggiungere, però è anche vero che lo spazio tra i Cagliari e le squadre che lo precedono non è così ampio. Secondo te c'è lo spazio da qui a fine campionato per provare a fare qualcosa di più rispetto alla salvezza all'ultima giornata, che è un leitmotiv che un po' oramai i tifosi sono anche un po' stufati di questo Vabbè, spazio. mi sembra abbastanza difficile, secondo me. Ci sono tante squadre e poi ci sono delle squadre, le prime 6 o 7 mi sembra che sono abbastanza irraggiungibili. Quindi, però, dai, puoi fare un campionato, un buon campionato, magari toglierti qualche bella soddisfazione da qui alla fine, però non penso che abbia altri tipi di aspirazioni, ecco. Bene, invece sul centrocampo, Gianfranco, perché chiaramente, insomma, con te non si può non parlare di centrocampo, di centrocampisti, è un momento un po' particolare quello del Cagliari, soprattutto a livello di emergenza, visto che manca già da tempo oramai De Jong, è stato recuperato nelle ultime settimane Foloruncio, però ci sono fuori anche Mazzitelli e Gaetano. Intanto ti chiedo se ti aspettavi un rendimento così positivo di Gaetano in quella posizione, quindi arretrato magari di qualche decina di metri davanti alla difesa per organizzare un po' il gioco, e soprattutto se soprattutto a livello di emergenza secondo te è stata gestita bene. Ma gestita secondo me benissimo perché è stato bravo, bisogna dire la verità. Cioè, ha creato una situazione di squadra molto importante dove magari ha fatto giocare un po' tutti, magari anche nelle emergenze, però molto probabilmente i ragazzi erano tenuti tutti sulla corda e quindi chi ha giocato ha dato il suo contributo. Io penso che Gaetano sia il suo ruolo del futuro. Dal mio modo di vedere, i giocatori che hanno fatto un po' negli ultimi tempi la storia un po' del ruolo del regista sono tutti cresciuti e nati come mezze punte, giocatori a ridosso degli attaccanti, poi portati indietro sono stati tutti quanti giocatori determinanti. Quindi io penso che per Gaetano, anche perché mi sembra un giocatore adesso è ancora un po' timido nelle giocate, però secondo me il suo ruolo è un ruolo che gli darà grandi soddisfazioni. Luca? Nel frattempo ci sono tanti messaggi, Gianfranco, su di te, dice Ale, e qui mi scende la lacrimuccia, immenso capitano. Daniela che dice mitico Gianfranco Matteoli. Nicola, che bei ricordi, ero un ragazzino quando andavo con mio padre a vederlo allo stadio con Ranieri, Mazzone e il grande Bruno Giorgi, ci mancherebbe. Ti chiedo invece sul Como, tu hai giocato nel Como degli anni 80, insomma un Como che salì dalla Serie B alla Serie A, era tutto un altro Como, però ecco, ti aspettavi magari questa ascesa? È vero che è arrivata una dirigenza che insomma ha messo tanta liquidità, però è un Como che è il più straniero del campionato della Serie A, al di là che non abbia italiani, anche un allenatore che arriva da un'altra scuola e pratica anche un calcio diverso rispetto a tutte le altre squadre. Detto che ieri, non so se hai visto Como Inter, probabilmente è stata una delle peggiori partite di quest'anno, abbastanza noiosa possiamo dirlo. Non so No, come la l'hai vista partita tu. ieri non l'ho vista, però Ok, un po' meno il male, ti Como sei salvato, meno male. l'ho visto parecchie volte giocare
chiaramente nessun paragone del Como nei miei tempi. Innanzitutto il Como nei miei tempi erano tutti ragazzi cresciuti nel settore giovanile, però facevi 1 o 2 anni, poi andavi in grandi squadre, un po' tutti questi giocatori, ce n'erano tanti, dai Vierco, per citarne uno, ma tantissimi giocatori che hanno fatto le fortune di tante squadre italiane. Quindi se io quando mi fanno questa domanda dico, pensiamo un po', se tutti quei giocatori erano rimasti tutti a Como, in quel periodo, il Como sarebbe stata una squadra incredibile, eccezionale, perché sono tutti quanti giocatori che hanno fatto la storia, come ho detto prima, un po' del calcio italiano. Quindi non è un paragone da fare, sicuramente hanno i soldi, investono. L'unica cosa che posso dire al loro pro è che hanno scelto giocatori bravi, questa è la realtà. L'allenatore sicuramente ha scelto dei giocatori che sappiano giocare a calcio, che sanno giocare a calcio, quindi questa è una cosa importante e lo dimostrano in campo, perché insomma dai, vederli giocare è un bel vedere, è un bel possiamo vedere. dirlo. Sì, assolutamente. Sì. Invece nella sfida di sabato, insomma, un Como che ormai è lanciato verso l'Europa, possiamo dire sia Europa League, Conference o forse Champions League, un Cagliari che ha necessità assolutamente di punti salvezza, però all'andata Pisacane riuscì a bloccare il Como, fu probabilmente la prima squadra che riuscì a bloccare il Como in quel famoso 0-0. Ti aspetti una partita fotocopia rispetto all'andata, cioè cercare di bloccare, di aspettare il Como e cercare poi di sfruttare quegli spazi e essere un po' cinici magari, e magari prendere almeno un punto, ecco. Ma dal mio punto di vista contro il Como devi giocare in quella maniera. L'andata, il Cagliari ha interpretato la partita nella maniera giusta e secondo me è anche un po' nelle caratteristiche del Cagliari, aspettarli secondo me e partire, perché questo non hai grande possesso palla, non hai queste caratteristiche. Le caratteristiche secondo me del Cagliari sono quelle di metterti bene in campo, rubare palla e farli male, questo secondo me, e quindi potrebbe essere una partita che insomma poi c'è l'allenatore che è bravo e lo staff che mi sembra che stanno lavorando molto bene, quindi io penso che sappiano loro come interpretare questa partita. Fra? No, nel frattempo dico a Gianfranco, noi settimana scorsa eravamo a Como per intervistare Mauro Vigorito, giocatore, ragazzo che tu conosci bene, abbiamo fatto l'intervista che dovrebbe uscire in questi giorni. Ci sono alcune piccole cose, magari questo gagliardetto l'hai tenuto anche tu in partita, perché mi sa che è del periodo degli anni 80, e anche queste magliette che sono esposte lì all'ingresso Sì. queste sono più o meno il tuo periodo. Mita, Esatto. Questa no, Mita sì, però. Quella di prima, questa qui. Quella guarda. di prima, proprio questa. Esatto. Sì, quella Esatto. lì. Bei tempi assolutamente. No, Gianfranco, invece tornando un po' al discorso Cagliari, un po' in generale, chiaramente una stagione da 30 punti fino a questo momento che ha lasciato i rossoblù lontani dalla zona rossa, come invece era capitato negli ultimi anni, provando a guardare un po' più lontano, perché insomma chiaramente bisogna anche avere uno sguardo un po' più lungimirante. Tra lo stadio, i nuovi investitori, questa impostazione comunque anche di valorizzazione dei giovani che è stata richiesta dalla società quest'anno a Pisacane, secondo te dove può ambire? A cosa può ambire questo Cagliari nel prossimo futuro? Visto che tu ne hai fatto parte di quello che già all'epoca, insomma, no? Dell'ultimo vero Cagliari che ha fatto sognare i tifosi. Ma è difficile pensare oggi come oggi che cosa succeda. Io non so bene le dinamiche di una società che si sta rinnovando, non so, da quello che sento, che non so assolutamente niente, quindi io queste cose non le so. Sicuramente io dico sempre, una società come il Cagliari o hai dei soldi da investire dove compri dei giocatori importanti, torniamo al discorso Como, dove hai dei giocatori che ti fanno fare il salto di qualità, e se no devi pensare a fare una squadra
per salvarti, una squadra dove ha dei valori veramente di squadra, come hanno fatto quest'anno e come hanno fatto negli anni passati, perché dai, alla fine l'obiettivo è stato sempre raggiunto in buona maniera. Ecco. C'è un giocatore di questo Cagliari che ti piace particolarmente? Vabbè, è molto facile, è Palestra, vabbè, non è che ci vuole a tanto. Allora rifaccio la domanda, tolto Palestra, c'è un giocatore di questo Cagliari che ti piace, che così è più semplice. Vabbè, ci sono buoni giocatori, sinceramente il Cagliari la vedo un po', non con grandi qualità dei singoli, ma la vedo come squadra. Mi sembra una squadra più che i singoli, che cercare i singoli, perché non vedo un giocatore che mi fa impazzire, devo essere sincero, però le riconosco che è una squadra ben organizzata, con giocatori che si sacrificano uno per l'altro, questa secondo me è stata la cosa più importante di questa squadra. Luca? Ci sta. Io invece vado sempre su un singolo, però un giocatore che conosci come De Iola, che negli anni, diciamo, ha vissuto un momento in cui magari era un po' criticato, però ormai ha preso possesso, ha migliorato tanto il suo status ed è un giocatore sardo. Quindi in generale ti chiedo sia sull'evoluzione di Iola e in generale come sta il calcio sardo in generale, visto che tu lavori anche con i giovani, c'è un po' più di spazio rispetto al passato per i giovani sardi, sapendo anche, ahimè, che siamo un'isola e quindi con tutti i limiti che ci sono. Ma De Iola è un giocatore, è di quei giocatori che secondo me sono importanti per una squadra. Magari non tutti lo vedono come un titolarissimo, però è un giocatore che con tutti gli allenatori che ci sono stati qui e dove è andato ha giocato sempre, quindi vuol dire che è un giocatore che è importante per l'economia di una squadra. Io dicevo sempre, cavolo, De Iola fa una buona partita De Iola e passa nel dimenticatoio, la fa un altro picco pallino qualsiasi, è acclamato da tutti. È stato un po' bistrattato questo ragazzo, secondo me ha fatto molto bene e ha dato una grossa mano anche sotto il punto di vista della personalità a questa squadra. E invece sul calcio sardo in generale, calcio sardo, ho le mie idee, quindi se no andiamo a scontrarci. Io penso che in Sardegna ci siano ottimi giocatori, bisogna andare a prenderli, bisogna coccolarli, bisogna portarli avanti, perché noi al nostro tempo abbiamo fatto questo, abbiamo avuto tantissime soddisfazioni con i ragazzi sardi. Io non penso che di colpo sia finito tutto, secondo me. Io penso che bisogna un attimino tornare indietro, perché ci sono dei ragazzi con dei valori e che possono ambire a giocare a questi livelli. Chiaro, se non va data l'opportunità diventa più difficile. Manca un po' di coraggio, quindi, da questo punto di vista. Cioè il giocatore che viene da fuori, tra virgolette, viene visto meglio rispetto al giocatore sardo in quanto ragazzi, qui non è questione di coraggio, se in tutte le squadre, partendo dalle categorie eccellenza, promozione, andando su fino alla primavera del Cagliari eccetera, ci sono 10-12 stranieri in ogni squadra, capite che i ragazzi sardi sono costretti a giocare in categorie basse e finire lì. E tutti ti diranno, ma non abbiamo giocatori, sono tutti soliti discorsi che non hanno senso per me. Bisogna farli giocare, dargli l'opportunità a questi ragazzi di giocare e di metterli in condizione, perché sennò diciamo sempre le stesse cose, dai, diciamoci la verità, è così. Facciamo giocare questi ragazzi e poi vediamo cosa succede. Ecco, tra l'altro Gianfranco, intervengo perché stiamo vedendo le immagini di, insomma, qualche mese fa, quando a Serramanna ci fu il raduno, sì. Ti ricorderai, no? Per la squadra i giovani, l'Under 16, la nazionale sarda, avete fatto poi un'ottima partita in Corsica, il torneo appunto contro i pari età
della Corsica. A breve ci saranno nuove, insomma, una nuova occasione di tornare in campo, ma non spoileriamo perché insomma ne parleremo a tempo debito. Direi che questa comunque è anche l'occasione per provare a dare un po' di visibilità, un po' di spazio a tanti giocatori, che magari a tanti ragazzi che in qualche modo, non dico che vengano un po' nascosti, ecco, che non riescano a emergere, però insomma la nazionale sarda anche su questo, soprattutto più che con i grandi, soprattutto con i ragazzi, diventa un'occasione importante per mettersi in mostra. Sì, ma io dico sempre, ogni occasione è importante. Questi ragazzi bisogna dargli delle possibilità, perché se non gli dai mai delle possibilità di giocare qualsiasi cosa, bisogna che tutti quanti ci rendiamo conto che qualsiasi torneo, qualsiasi situazione, siamo anche in un'isola, è difficile, certe cose diventano anche difficili, però dai, abbiamo dei ragazzi bravi. Cioè io l'ho detto, nel mio periodo del settore giovanile del Cagliari avevamo tantissimi giocatori che giocavano, che ce ne sono tuttora, che hanno giocato a grandi livelli. Quindi io dico che ci sono i ragazzi. Bisogna dargli l'opportunità a questi ragazzi e non c'è niente da fare. Continuiamo a dire le stesse cose come ho detto prima. Bisogna farli giocare, bisogna metterli in condizione, però l'ho detto prima, se abbiamo tutti questi stranieri che vengono a giocare in tutte le categorie in Sardegna, diventa tutto difficile. Certo. Questi ragazzi che crescono, arrivano a un certo punto, cosa fanno? Andranno a giocare in terza categoria, perché poi si stufano, andranno a giocare qualcuno in promozione. No, non è giusto. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Tra l'altro c'è anche una domanda di Nico che ci dice: dov'è? Perché non me lo dà? La stiamo vedendo, guarda. Ma è in onda. Ah, ok, sono io che non lo vedevo. Allora, giovani italiani costano maggiormente di un giovane straniero di pari abilità. Può essere una causa? Anche questo è sempre un discorso che dicono, ma costano meno. Ma ma dov'è il problema? Io non capisco perché costano meno, ma se uno prende dei giovani e li cura, li fa diventare cose, cosa ti costa? Non ti costano niente. E i problemi sono altri, non andiamo troppo a parlare di certi discorsi, perché poi finiamo con dei discorsi che non sono più calcistici. A me piace parlare di calcio, non di cose extra calcio. La storia è sempre questa. Ma sai, viene un argentino, anche io li sento anche a livello dilettantistico, ma costa meno. Ma costa meno niente, gli dai un pacco di soldi, lo devi tenere, gli dai dei soldi e cosa. A me non mi sembra che costano tanto poco, Magari te lo chiede un ragazzo del tuo paese e non glieli dai perché è del tuo paese, perché secondo loro deve giocare gratis. È sbagliato, è sbagliatissimo. Certo. Perché il coso gira intorno a questi discorsi. Lo sappiamo bene. È così. Lo sappiamo bene. Purtroppo è così, però tutti si nascondono dietro questo discorso. Ma in Italia costano troppo. Vabbè, mi viene da ridere. Gianfranco, non so se è Roberto che è appena entrato vuole fare una domanda. Roby. Non ti sentiamo. Non ti sentiamo, Roby. Sei mutato. Ora mi sentite. Eccoci. No, dicevo, io saluto Gianfranco che l'ho ascoltato negli ultimi minuti e dice sempre verità sul calcio giovanile, soprattutto in Sardegna. È un totem, visto che ne ha fatti passare parecchi anche dal suo sguardo di grandi giocatori che poi sono arrivati negli ultimi anni. Quindi no, solo un abbraccio, perché quando parla Gianfranco si sta zitti e si ascolta, perché sul calcio giovanile è non so. Grazie. Assolutamente. Gianfranco, prima di salutarti, domande rapide. Il Como dove finisce il campionato? Va in Europa? Rischia di andarci. Rischia di andarci veramente, dai. Sì. Ieri hai visto la partita ovviamente con l'Inter? No, non l'ho vista. No, non l'ho vista. No, okay. No, non l'ho vista. No. Non l'ho Perché... vista la partita, ma comunque l'ho visto giocare tante volte il Como. Però ieri no.
Ok. Sì, No, perché ti ieri sei è stata un salvato po', dalla un po' peggiore criticata, partita del no? Nel Como. senso che, insomma, non ci sono state grandissime occasioni da rete, molto Ha criticata la palleggio. partita o il Como? No, no, in generale, In proprio tutta la generale, anche partita l'Inter Vabbè, molto in sé, noiosa. però cioè, il Como giocava contro l'Inter, non ce lo dimentichiamo. sì, In sì, 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 Italia sì, sì, l'Inter, insomma, non è una partita tanto facile da giocare. esatto, esatto, esatto. E invece sabato che partita ti aspetti? L'ho detto prima, secondo me è una partita di un Cagliari in attesa perché è andare, se ti lasciano spazio, andare a colpirli in contropiede. Ho la sensazione che sia una partita di questo tipo, anche perché il Como giocherà, non è il Como, non lo farà il Como, come caratteristica il Como tiene la palla, quindi chiaramente il Cagliari penso che li andrà a prendere, li presserà sperando di rubare qualche palla importante per andare a farli male. Molto bene. Gianfranco, grazie ovviamente di Grazie essere a stato voi. con noi. Ci vediamo in Grazie campo con la Gianfranco. nazionale sarda. Quando sarà, noi Sì, ci saremo, come sempre. Va benissimo, bene? fa Un piacere. abbraccio Bene. Ciao, ciao. forte e Ciao, grazie. arrivederci, Ciao grazie a Ciao voi. Gianfranco. Ciao Buon Gianfranco. ciao. lavoro, Ciao, ciao. grazie. Grazie, ciao ciao. Altrettanto, grazie. Grazie. Eccoci qua. E voilà. Mamma mia, che Voilà. responsabilità dopo Matteoli. Cioè, non so neanche se me la sento, ragazzi. Vabbè, d'altronde. È Questo così. abbiamo. Potevi dire È così, esatto, questo abbiamo. D'altronde, questo abbiamo. Cioè, oggi è andata Oggi- così, accontentatevi. Cioè, Va della che serie, non è magre che- in quel di 131 non per è il secondo che- ospite. non Va è che bene, va possiamo bene. sempre stare, anche perché insomma Luca Di Donato un po' ci costa, va detto, quindi insomma non è che possiamo stare lì a... La fatica che mangia, non è che... ragazzi, cioè, fosse mangiato Fiorentina sarebbe stato più economico, invece lui va a cercare queste Tinca in queste via cose d'estinzione da Prelibatezza. Fiorentina a Cagliari, ricordiamo, è stata inserita Esatto. nella lista. Non so neanche che forma abbia una Esatto. tinca, però Tinca. e ne vado fiero di questo. È una forma di tinca, vabbè, ok. Va bene, Sta per possiamo degenerare il discorso, chiudere quindi questo fatemi domande, vai. siparietto, questo siparietto tutt'altro che edificante, insomma, per la nostra Vuoi farmi domande testata. sul Como? No, No, parliamo di sì, faccio Torres. anche domande sul Como. Intanto ieri ti Quello dico, che- non so se tu l'hai vista la partita Mm. di Ho Coppa visto quasi Italia. tutta, poi a un certo Ti sei punto addormentato. il libricino di Coniglietto di mia figlia Ah, beh. Ha avuto la meglio. come Ci sta. sempre, Che era ha avuto- che più o meno era più interessante della gara e Esatto. detto questo Questo volevo ha comunque poi dire. vinto mia figlia, perché credo che sia addormentata dopo lei di me. E Esatto. detto ciò, In realtà è lei che ma- l'ha letto a te per addormentarti. sicuramente perché faccio più difficoltà io a una certa Così ora a è. leggere, soprattutto senza occhiali. Così è. No, Così è. partita sì, non spettacolare, questo ci fa anche capire quanto ci ha abituato bene il Como in stagione, no? Perché poi prendere per deludente uno 0-0 in casa contro l'Inter in una semifinale di Coppa Italia è un bel vivere rispetto magari ad analizzare uno 0-2 in casa contro il Lecce, però è ogni riferimento a squadre da noi seguite puramente casuale. Detto questo, sai, mi aspetto una partita particolare, anche se poi va riconosciuto a Pisacane che questo tipo di gare contro allenatori della sua generazione, anche se poi a livello di età e di carriera magari un po' diverso ovviamente, però in generale contro allenatori nuovi in rampa di lancio, un po' come anche lui, ha fatto sempre bene in questo campionato. Vi ricorderete anche il pari di Como all'andata, ha giocato secondo me molto bene, chiaro il Como poi poteva vincerla quella partita, però se fai la stessa gara al ritorno magari riesce a strappare dei punti anche sabato, perché no? Torna Mina, vediamo quanta paura metterà gli attaccanti del... Che all'andata, ricordiamolo, insomma, Morata se lo ricorda ancora, no? Se lo ricorda ancora, quella bella sceneggiata. Va bene, prima di parlare di Torres, rispondiamo tutti a questa domanda. Che sensazioni avete per sabato, secondo come per Pisa? Cioè Pisa, cosa potrebbe succedere secondo le previsioni di salvezza, dice Antonello. Ma previsioni non ne ho, neanche sensazioni, perché siamo ancora mercoledì, vediamo che partita sarà, soprattutto chi recupererà il Cagliari, se tra i convocati ci saranno De Iola e Gaetano come pare, quanto in più nelle gambe avrà Foloruscio, che al di là del gol straordinario
si è visto comunque, no, a Parma che ancora è molto indietro, non potrebbe essere altrimenti, con 2 mesi di fatto di assenza totale per l'infortunio patito proprio alla gara di andata contro il Pisa a dicembre. Io credo che il Como ormai si sia fatto la bocca all'Europa e punti anche, lo ha dimostrato anche la delusione un po' che c'è, no? Nell'ambiente comasco dopo il pari di ieri, del fatto che loro ci sperano anche alla finale di Coppa Italia, a vincersi un titolo. Poi nessuno verrà pubblicamente davanti a una telecamera a dire vogliamo l'Europa, vogliamo la Coppa Italia, però comunque se spendi una vagonata di soldi a un allenatore come Fabregas, sei un po' il progetto più invidiato d'Italia, è normale che, senza citare Pisacane, che poi qualcuno ti chieda anche di avere un tornaconto in termini di classifica e risultati. E su questa piccola piega, secondo me, si deve un po' costruire la gara di fastidio, il dito nella piega. Bella, Il Cagliari di Fabio Pisacane, che su queste vorrei, ma ancora non ho, del Como deve costruire una partita davvero tra le righe per mettere in difficoltà, come ha fatto all'andata, proprio le certezze di un Como che è bello, si piace, ma che più di un'occasione, Luca che lo segue più di noi anche per il fantacalcio potrà confermare, ha dimostrato che quando poi non ottiene un po' è una squadra che va in frenesia, è un po' quel Morata che chiede di uscire, no? All'andata. Ecco, bisogna saper giocare molto di mentalità. Chiaro che il Cagliari è stata una squadra in questo campionato in maniera altalenante pazzesca a livello mentale, perché ha fatto partite difficilissime, pensiamo alla Juve, la stessa gara andata col Como e tante altre, dove ha dimostrato una maturità enorme, ma io ci metto dentro anche l'ultima di Parma, perché vista l'emergenza fare il risultato contro un Parma lanciato fuori casa non è poco. Poi ha dimostrato anche di essere bravissima a fare harakiri e farsi male da sola. Se riuscirà ad essere la versione più matura di se stessa, probabilmente farà dei punti contro il Como in casa. Ti aspetti Folorunsho titolare, Roby? Oppure a gara in corso? È una bella domanda. Cioè, una settimana di allenamenti ti dà tanto. È anche vero che ti ribalto la domanda. Dove lo metti? Mettiamo che c'ha la possibilità di partire titolare. Dove lo schieri Folorunsho in questo momento, nella formazione di Pisacane? Io lo metterei avanti. Con Esposito? No, e quindi giochi a io lo 4. metterei... No, io lo metterei al posto. Al posto di Kilik-Shoy? No, al posto di Esposito. Metterei Esposito a gara in corso. Però è ovvio che è una follia, tra virgolette. E quale... Però... Allora, ci potrebbe anche stare per un discorso di densità per... in mezzo al campo. Il problema è poi che rischi di essere molto isolato. E questa, io mi immagino il Cagliari in una gara di transizione, di ripartenze, no? Contro il Como. Certo. È chiaro che la transizione la devi fare con i giocatori veloci. E quindi comunque su palestra e su chi ha visione rapida, come può essere lo stesso Esposito. Quindi io me l'aspetto più a gara in corso per una questione di densità, detto sinceramente, perché comunque inserisci una pedina di peso. Poi magari a gara in corso mi aspetto dei minuti da Gaetano e De Iola, se stanno bene, o almeno di uno dei due, in base a come andrà la gara, no? Se ti servirà più qualità o più muscoli. Certo, far fare un'altra gara al centrocampo Liteta dopo Sulemana non è facile, sono d'accordo con te, perché poi ti ritrovi non il Parma, ma il centrocampo del Como. Il Parma saltava fisso, no? un tempo di gioco, andando alla ricerca di Pellegrino. Il Como non farà questo, perché ha di fatto dei palleggiatori anche in mediana, a 2 trequartisti al posto dei mediani, beati loro, un bel vivere. Quindi non lo so, è una formazione molto difficile. Ti rilancio palla alla vigilia di venerdì, perché è molto tosta a dirtela adesso. Assolutamente. Itaio che dice? Per me gioca davanti se gioca. Quindi al posto di Kilik-Shoy? Da falso 9? Ma non gioca titolare, secondo me non gioca titolare. L'ho ribadito quello che ho detto prima, perché Esposito in questo momento il lavoro che ti fa Esposito Folorunsho non te lo può fare. Non te lo può fare. Perché a livello fisico non te lo può fare e quindi però secondo me non se lo rischia titolare. Non so, potrebbe anche, ma ribadisco, secondo me Kilik-Shoy è più utile dall'inizio che a partita in corso in questo momento. E quindi se entra, per me entra nel secondo tempo, tanto entra comunque Folorunsho, e lo mette al posto di Kilik-Shoy. Oppure a centrocampo in caso di estrema necessità, ma non lo so.
Non saprei. Va bene. Quindi l'unica differenza, Mina titolare con Dossena più di Rodriguez, giusto? Non lo so, perché mi stai facendo domande su una formazione al mercoledì, però ci No, a sta. sensazione, Il Roby, tuo ci mancherebbe. lavoro a sensazione sì, perché comunque Rodriguez ha sofferto anche a parte, a differenza di Dossena. Ha fatto una buona partita, però qualcosa ha pagato. Quindi al momento dei due mi sembra star meglio Dossena. Zé Pedro mi sembra intoccabile e Obert comunque a me sta piacendo. Obert Idrissi è quel cambio, no, quasi certo che hai con uno che inizia e l'altro che fa molto bene a gara in corso perché ha qualità e spinta quando gli altri sono un pochino più stanchi. Il dubbio vero è a centrocampo, secondo me. Io e Esposito sono del partito di Francesco Aresu, quindi democrazia cristiana arrabbiata. Signori miei! La DCA. Sono della DCA Aresu e secondo me Esposito che non prende l'occhio, a volte mi fa arrabbiare, ce l'ho al fantacalcio, quindi vorrei averlo di persona per abbracciarlo forte, però comunque a livello tattico del gioco del Cagliari in questo momento è difficile toglierlo, altrimenti Pisacane avrebbe già tolto, parliamoci chiaro. E quindi la prima di Liteta titolare alla Domus, perché ha giocato a Verona, ha Vediamo. giocato a Torino, ha giocato a Non so di Parma. che partito essere, perché ha sempre giocato 3 gare in trasferta e non so di che partito essere, perché io mi aspetto sorprese in mezzo al campo. Vediamo un po' che settimana sarà. Sì. Bene. Infatti solo Cagliari dice se giocasse col 4-2-3-1 con Folorunce, Esposito e Kilixoi, a dopo e Sulemana, No, sarebbe un po' difficile, chi la troppo tiene? offensivo. Chi lo tiene il Como? Ne prendi 3 dal Como se fai una formazione del genere. No, ma il Como all'andata, vedo il Cagliari, difficile. lo abbiamo già detto, lo mise in difficoltà con 3 centrocampisti tecnici, perché giocarono Prati, Gaetano e Foloruncio. Vero. Insieme poi a Felici e Palestra, davanti insieme ad Esposito. Aspetto sorprese. Perché potrebbe anche essere che se gioca mezzala Foloruncio a sinistra, Foloruncio è quello che si allarga e ti dà un'apertura in più, ok? E a quel punto Esposito potrebbe essere il collante e Palestra l'uscita a destra. Sulemana mi sembra intoccabile, il problema, così come a dopo comunque, il problema è chi gioca al centro in quel caso, capito? Perché non hai giocatori per giocare al centro. Bisogna capire se questa settimana proveranno un qualcosa con un centrocampo particolare, perché in teoria... In che condizioni è Foloruncio soprattutto. Bravo, in che condizioni è Foloruncio? Cioè se riesce a fare 60 minuti. Tutto qua. Varo. Chissà. Vedremo, lo scopriremo. Sono giorni per raccontarlo, è un bel tema. Esatto. Però Luca ogni tanto lo spunto ce l'ha. Beh, questa è l'anzianità, d'altronde insomma, lui è Annibale Barca, l'epoca della Cartagine. Va bene, allora parliamo di Torres, perché stasera si gioca a Torres Guidonia, una Torres Roby che arriva da questo brutto passo falso, questo passo indietro netto di sabato pomeriggio contro il Forlì. Oggi torna al Vanissanna, che fin qui non è stato fortino, tutt'altro, e però chiede al Vanissanna di tornare a essere quello che negli anni in realtà è sempre stato, no? Anche per la squadra di Greco. Che partita sarà? Bel tema, anche questa difficile da leggere. Io mi auguro in una reazione. Prendi 2 schiaffi a Forlì, provando a giocare, ma poi spegnendoti totalmente dopo il primo gol subito. Torres che ha perso 2-0 nell'ultima gara. Di contro trovi un Guidonia che non riesce più a vincere negli ultimi mesi, tanti pareggi. Ultima gara invece è stata sconfitta in casa dal Gubbio, un Gubbio lanciatissimo per provare a confermare la zona playoff. E quindi io mi aspetto una gara di reazione della Torres, un Guidonia non lucidissimo, possiamo dirlo, nell'ultimo periodo, dopo aver fatto anche bene, ha perso un po' il giro da playoff e a una distanza comunque non lontana, perché l'ultimo posto playoff è del Livorno, fa quasi sorridere dirlo adesso, no? Livorno ve lo ricorderete per gran parte della stagione in zona play-out insieme alla Torres, si è risollevato con un ultimo periodo molto molto positivo, anche se l'ultima l'ha pareggiata con la San Benetese e ha lasciato sicuramente dei punti importanti
strada, visto che la Samp è 16esima, 16 punti della Torres, 25. Detto questo, sarà la gara per capire quanta forza ha questa squadra per provare a non passare dei play-out in questo campionato, perché comunque il campionato ti ha aspettato, perché hai perso col Forlì e hai lanciato proprio al vento l'opportunità di scavalcare tutti e provare a metterti al 15esimo posto, però Bra e San Benetese hanno pareggiato, il Bra contro la Pianese, la Samp come abbiamo detto con Livorno, e quindi ce li hai lì, la Samp ha i tuoi punti e il Bra ne ha uno in più. Tra l'altro Bra, che se non ricordo male sfida la Vispesaro in trasferta, l'ho guardato prima di entrare in diretta, e la San Benetese ospita l'Ascoli. Sulla carta è un turno per provare a mettere la testa fuori. Io credo che se la Torres dovesse riuscirci ora, quindi a inizio marzo, se per una volta si vede fuori dalla zona rossa, inizia un altro campionato, un pochino più facile, per una squadra che comunque è molto fragile, però sai, vederti salvo direttamente dopo mesi e mesi e mesi di ultimo posto, penultimo posto, sempre ragionamenti su chi sarà l'avversario migliore per i play-out, e improvvisamente non doverlo farlo almeno per una settimana, quel ragionamento nella testa può essere molto utile per una squadra che di fatto ha lanciato al vento le certezze costruite negli ultimi anni e si è dovuta reinventare in questa stagione. Quindi dentro tutto questo discorso fatto ci sono i 90 minuti di stasera, perché proprio sono 90 minuti che ti possono dare la concezione o meno di vivere in maniera diversa l'ultima parte. È chiaro che se lo spirito è quello visto contro il Forlì o in altre gare, anche sotto la gestione Greco, che sicuramente è superiore nel rendimento rispetto a quella pazienza, però ha mostrato delle lacune evidenti dal punto di vista di fragilità mentale, se oggi riesci a superarle puoi vivere in maniera più tranquilla, anche se poi è un campionato strano, è un campionato molto difficile, perché anche il Perugia, quando sembrava lanciato verso uno slancio diverso, poi è ripiombato e adesso è addirittura penultimo. Ma Mi sembra che stiano giocando tutti ad aspettare la Torres anche. Bravo, e non è un caso che di fatto dal 14esimo posto in su stanno più pensando ai playoff che ai playout, che è una roba mai vista, fra, se ci pensi, negli ultimi anni del girone B, perché di base anche gli anni in cui l'Olbia andò ai playoff fino a 3 domeniche prima era un punto magari dai playout, cioè sempre stato un campionato molto molto compatto, e invece adesso si è creata questo cuscinetto ampio di 7 punti dai 32 del Carpi ai 25 della San Benetese. 7 punti non sono ancora una quota di tranquillità estrema, però non si era mai visto un divario così ampio tra una zona playoff e una zona playout, molto ristretta rispetto agli anni scorsi, per un campionato che è molto livellato verso il basso, e però quelle che stanno più in basso non sono mai riuscite di fatto negli ultimi, dall'autunno in poi, a mettere la testa un pochino più avanti. Solo Livorno è riuscito a staccarsi definitivamente dal treno, dai vagoni in fondo alla classifica. Vai di domanda, Luca. Roby, sì, perché la Torres ha vinto in casa solo la prima, quindi Greco non ha ancora vinto in casa. C'è un motivo particolare? Sì, il terreno fa schifo. Sì, alcune partite sono state buttate perché il terreno fa schifo, c'è poco da girarsi intorno, ma proprio palesemente. Ci sono delle gare in cui la Torres ha preso dei gol perché magari ha letto male il rimbalzo, perché la palla si è fermata sul fango. Questo assolutamente poi non è l'unico motivo, ok? Certo. Non deve essere l'alibi a ogni male, anzi. Però se mi chiedi come mai ne ha vinto solo una, sicuramente c'entra anche il campo. Poi c'è una questione che, come dicevo prima, è una squadra fragile. Dentro una squadra fragile, quando una cosa diventa tabù, sembra un Everest impossibile da scalare. E per la Torres quest'anno è tutto un Everest impossibile da scalare, anche fare semplicemente dei gol per un periodo è stato. Vi ricorderete l'ultima fase con pazienza, dove la squadra non segnava neanche per sbaglio, cioè neanche con le mani, ok? Se avessero cambiato il regolamento solo per la Torres, si può segnare anche in bagger, sarebbe riuscita a non segnare la Torres. Quindi ci sono una serie di problemi che secondo me sono coincatenati, cioè la Torres era anche partita bene, vi ricorderete, no? Perché tu hai citato la prima vittoria in casa, ma arrivava dopo la vittoria in Coppa Italia contro Livorno, che sono state un po' quella medicina palliativa che ti sembra che tutto vada bene, che hai rinnovato bene la squadra, e poi però gli errori fatti in fase di preparazione
si sono visti tutti. E dagli errori in fase di progettazione, quando tu inizi a non andare più bene, le cose che gli anni scorsi già non andavano bene, ma erano in qualche maniera nascoste dai grandi risultati, quando fai secondo e terzo posto, il fatto di andare ad allenarti con 2 pulmini, con giocatori assiepati, che credo che la polizia municipale chiuda un occhio, perché vedere 10 persone tutte dentro un pulmino, non so neanche quanto sia legale in termini di trasporti, andare ad allenarsi dal Vannissanna alla San Paolo e poi fare avanti e indietro per farsi la voce al Vannissanna, perché a San Paolo non c'è neanche l'acqua, e allenarsi tutta la settimana su un sintetico e poi giocare su un campo al momento utile per concimare carciofi e quant'altro, ma in passato in erba, viene difficile. No? Cioè, sono cose che fin quando sei secondo dici sai, bisognerebbe rifarlo sto terreno di gioco, poi quando sei ultimo, penultimo, terzultimo e quartultimo dici però vedi, queste cose si notano anche di più. Quindi diciamo che la lente degli risultati negativi ha allargato tutte le problematiche che ci sono per una realtà che vale sicuramente di più della posizione in classifica che sta attraversando per il livello medio che c'è in Serie C, però poi quando entri in questo turbinio di negatività non è mai facile uscirne. E le colpe non sono solo di pazienza, non sono solo della società, non sono solo dei giocatori, è tutto proprio un susseguirsi di problematiche che non sono state risolte e che ora se ne paga il prezzo. Approfitto, c'entra poco, però siccome il nostro amico Gigi Scotto si è fatto quanto sono male. I carciofi? No, si è fatto male, ha avuto un un problema un infortunio al ginocchio nelle scorse settimane, nei scorsi giorni, quindi gli mandiamo un forte abbraccio. Bravo. Chiaramente con l'augurio di tornare quanto prima in campo. Non è il primo infortunio serio che ha avuto Gigi, ogni volta è tornato più forte, quindi non abbiamo il minimo dubbio che anche stavolta sarà così. Tra l'altro stava facendo una stagione di grande fatica sotto porta, no? Stava praticamente più di un gol di media partita, quindi fate voi quanto può essere un problema questo per il Treviso, che insomma grazie anche ai gol di Gigi sta dominando il suo girone, quindi veramente l'augurio di tornare quanto prima in campo al nostro Gigi. Ecco, ci tenevo, perché poi alla fine hai fatto bene, volevo fare anch'io un passaggio poi in chiusura, però hai fatto bene ad anticiparmi. Esatto. E tra l'altro stasera nel Guidona c'è anche Starita, una delle che segnerà, lo sappiamo tutti. Scritto. L'ottimo Starita, che vado a memoria, mi pare non abbia ancora neanche segnato no, al Guidonia non dovrebbe aver segnato. Quindi sta aspettando di sbloccarsi. 8 partite e un assist per Ernesto. Esatto. Che a Sassari Ernesto è solo il ristorante della Rotonda, ora ingiustamente chiamato La Riva, non scherzo, salutiamo gli amici della Riva, e Ernestone che avrà qualcosa sicuramente da qualche sassolino da togliersi nella scarpa, perché comunque è arrivato a Sassari come grande acquisto estivo, poi mai nato il figlio, se n'è andato con qualche golletto, ma in prestazioni molto molto altalenanti, e vedremo che partita farà Sassari. Esatto, giusto per mettere un po' di sale in più su questa partita di stasera, e chiusura su questa partita, Robby, cioè quanto è l'ennesimo crocevia di questo finale di stagione della Torre, cioè quanto vincere oggi potrebbe essere davvero l'occasione giusta per provare a togliersi, no, un po' di incubi dalla schiena, dalle spalle. No, assolutamente. È che poi a furia di dire è il crocevia decisivo, non lo prendi mai sto crocevia decisivo, prima o poi finirà l'autostrada della Torre, sennò, quindi per forza di cose la strada continua, poi però sì, però esatto. Poi a un certo punto è una strada a T, quindi sì, lo deve essere secondo me molto per il discorso che faceva anche Luca, cioè vincere in casa. Tu finalmente vinci in casa, non so neanche quante persone aspettarmi di mercoledì alle 20:30, te lo dico sinceramente. Comunque sia una città che forse anche in maniera ingiusta in parte e in maniera anche comprensibile nell'altra, perché il calcio moderno purtroppo questo si è un po' disinnamorata, a parte il gruppo storico, diciamo, degli aficionados rossoblu, che anche in trasferta vedo che fanno numeri importanti, però a parte
lo zoccolo duro che c'è stato anche in eccellenza e categorie più infime di questa, la città si è un po' disinnamorata di questa Torres, e questo è anche uno dei problemi di quest'annata, cioè quella spinta in più che sempre è stato il Vanisan. Il Vanisan ha sempre portato punti alla Torres. Questa è forse la prima annata in cui noi raccontiamo una Torres che non ha i punti in più dati dal Vanisan, perché ti ricorderai anche nelle annate più difficili della Serie D, quelle in cui la Torres si salvò il play-out, il Vanisan era un fattore, non a caso lo spareggio vinto proprio in casa al Vanisan negli anni più difficili. Quindi sai, non è un aspetto da non considerare questo di riuscire a sbloccare il Vanisan e provare a fare un filotto magari anche in casa che riattivi un po' la piazza per spingerti verso la salvezza, ecco, perché secondo me quel fattore in più la Torres ce l'ha la Torres come ce lo può avere un Perugia, delle squadre storiche così, rispetto a un Bra, non me ne vogliono, alla San Benetese no, c'è una piazza pazzesca, però rispetto magari a un Bra o a un Pontedera tu hai una spinta in più che... Molto bene, stasera quindi ci sarà appunto, la partita alle 20:30, giusto? Sì, 20:30, Vanisan. Non hanno ancora cambiato stadio per adesso. In tanti lo spererebbero, credo in primis. Vai a trovarlo un campo in Sardegna, auguri. Dalla Sardegna, vicini. Andare in Corsica potrebbe essere una Comodo. scelta, esatto, molto comodo. E no, niente, per dire anche che vedremo se ci sarà il pre-partita. Ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando, sì. Visto non che ve lo promettiamo ancora. Peri Torres tornerà solo ovviamente il venerdì prima della gara del weekend, però c'è anche il turno festivalare, ci proviamo a fare un piccolo collegamento di 10-15 minuti. Visto che ci siete in tutta la vostra bellezza, tu e Andrea Olmeo, saluto Andrea collega, Olmeo. c'è anche lui. Esatto, reduce dalle fatiche sanremesi, non diciamo chi ha accompagnato, ma insomma è facile. Ha fatto un grande duetto in inglese e io non aggiungo altro. Esatto, no, perché poi con la maschera qualcuno potrebbe non riconoscerlo. E quegli occhialini così particolari. Esatto. No, per ricordare anche che gioca la primavera del Cagliari, il Cagliari Under 20 di Francesco Pisano alle 14 contro il Torino, per rispondere anche all'ultima domanda. Mendy sì, Treppin no, ma ci saranno anche Ratering e Albarracin, che quindi rompe in qualche modo il digiuno di campo, non lo fa con la prima squadra ma con l'Under 20. Ratering ha già giocato nel turno scorso contro la Juventus, doppia motivazione mi viene da dire, un po' per fargli ritrovare il ritmo partita, ma soprattutto anche per tentare di dare una mano alla squadra di Pisano, che in questo momento, se il campionato finisse oggi, sarebbe retrocessa. Quindi insomma, non certamente un bel vivere, soprattutto considerando che Cagliari ha perso i rigori la Supercoppa all'inizio della stagione, una partita che aveva fatto pensare lecitamente a una stagione, non dico di grandi successi, però neanche di così difficile come si sta rivelando in realtà la stagione attuale. Va bene, Roby, ci vediamo stasera, noi ovviamente, quindi grazie. Saluta Kinderino, a voi. Tanto è lì, lo so, che ci osserva. Vi giudica. Non è che osserva, vi giudica. Mitologico. Stiamo per comprare, spoilerò, quel tipo di copricapo per Luca Di Leonardo, per fargli fare lui lo aveva quando guidava i primi aerei, perché lui è stato aviatore, uno dei primi aviatori. Esatto, lui lo aveva anni fa, poi l'ha perso, infatti se qualcuno se lo ritrova, però anche quell'occhialino vorrei, attenzione. sì, così, bello gaggio alla cagliaritana, Va bene, ciao Roby, vediamo dopo noi. Un regalo a Pasqua. Esatto, ciao. A te, grande, ciao Roby. Meraviglioso. Mitico, Va bene, mitico. caro LDL, amico di Salda Vinci, amici, devi fare un duetto anche tu con Salda Vinci. Salda Parlavo Pirri, con mia figlia Salda Pirri o Saldatore ieri belle battute. Tra l'altro ho scoperto perché ha vinto poi a Sanremo. Io ignoravo il fatto che fosse, oltre cantante, bla bla bla, che fosse anche un conduttore, che avesse un programma su Food Network.
L'ho scoperto stamattina mentre facevo colazione prima della, Te lo sei della ritrovato in diretta. TV? Sì, cioè, come si chiama? Aspetta, programma Sal da Vinci Pizza. Ecco, Food Network si chiama Pazzi di Pizza, no, però Ah, mm. lo hanno rinominato adesso il programma in qualcosa con di Sal. E non ricordo qual è la prima parola, però. Io l'ho vista solo in una pubblicità dove faceva tipo pubblicità ai gadget del Napoli. Ah. Chiaramente non lo Perché conoscevo, ma perché vabbè. tu ovviamente non guardi Food Network perché non avendo una cultura gastronomica, figurari, Football figurari, Network posso guardare, non Food appunto, Network. appunto. E carità, va bene. E no, quindi ripeto, sicuramente ha vinto per quello, cioè anche per quello, perché è un volto molto noto. Io sono un po' ignorante in Ma scusa, ma fatto non l'hai di votato? musica neomelodica. Chi? Non l'hai votato? Guarda, io la finale di Sanremo mi sono addormentato alle 11:10, più o meno mi sono risvegliato a mezzanotte meno 5, mi sono riaddormentato, mi sono svegliato alle 2, fai tu, quindi veniva un po' male votarlo, ecco, quindi, ma tanto ero convinto, sapevo già che avrebbe vinto Salda Vinci perché mi era stato detto. Vince Salda Vinci, vedere che vince Salda Vinci, ho detto ma mi sembra un po' difficile, e invece ha vinto Salda Vinci perché Salda Vinci. è andata così. Va bene, Perché è bellissimo. ragazzi, allora grazie. Sì, effettivamente. Se vuole sponsorizzare anche 131 in qualche modo, se Magari ci vuole fare una siamo, possiamo rubrica, creare. insomma. Ben volentieri. Insegna ci a sta. mangiare a Luca. C'ho già il Esatto, titolo, guarda. esatto. Una Insegna a mangiare a rubrica Luca. il mercoledì Esatto. alle 12. Ci sta. Esatto, è perfetto, è proprio perfetto. Tipo il pranzo è servito con Luca Di Esatto. Leonardo lì, con un Taratarata, pappion gigantesco, così. Cos'è? Va bene. Bellissimo. E però vedi, c'erano anche altri napoletani. C'era il figlio di Gigi D'Alessio, per dire, che però ha dominato nel Fanta Sanremo, perché ho visto che ha fatto 170 punti nella prima, cioè nell'ultima partita, nell'ultima finale, nell'ultima giornata, ovvero la finale. Ma ne a farmi bello. Effettivamente è così. È così. Va bene. Ci vediamo domani? Tu stasera sei da doppio malto, giusto? A proposito di cibo. Sì. Esatto, a proposito di cibo. Perché parla Caprile. Sì. Quindi... Vediamo lì a Caprile. Grande, mitico. Dov'è? Doppio malto? A Corte del Sole. Bravo, volevo vedere se sei sul pezzo. Visto? Volevo vedere. Oggi vado in Viale Marconi. Ma fra, non c'è nessuno qua. Ma dove sei? Viale Marconi? Esatto. Ma come Viale Marconi? Ma come? Esatto. Grande Nick. Vabbè, in capigliatura con noi vince Vabbè. facile, tranne Zizzola, tutti gli altri, nessuno gli può tenere testa. E su questo, vabbè, su questa tristezza, Su questa possiamo chiudere la puntata. Su questa mestizia, chiudiamo la puntata. Va bene, Tanto ragazzi, mi ci devo anche vediamo tagliare domani. a proposito. Ma non è, ma tieni, No, sono fatti già le lunghi. treccine. Certo, Rasta, alla fine con Rasta. Perché no? Tu ce li hai, quindi. Bob Marley diventa. Potete fare come Saif, insomma, il secondo di Sanremo. Sì, guarda, non vedo l'ora. Sì, l'ho visto ieri. Sì. Ci starebbero, Ci sta, dove l'hai le visto? treccine Questa alla Matteo, Gullit. dove l'hai vista? Alla Gullit, vabbè. No, ho visto Va ieri, bene. dopo c'era un programma, Le Iene, ok, e stavamo facendo il dietro le quinte di Sanremo, ma sono durato 10 minuti, perché poi sono andato a vedermi Como Inter e ho detto, cavolo, avessi continuato a vedere il programma delle Iene. Era meglio. A un certo punto meglio. ci sono stati un paio di momenti in cui c'erano tipo 16 o 17 giocatori in 6 metri quadri e sbattevano tra di loro per cercare di recuperare la palla. È stato qualcosa di veramente... Tra l'altro, ecco, adesso mi hai sbloccato una cosa. Io, solidarietà a Valley del gol che ha sbagliato. Io lo capisco che un sinistro e il destro ce l'ha solo per camminare. E infatti Fabregas ha detto, lui ha sbagliato un qualcosa che era più difficile da sbagliare che mettere in rete. È vero. Però io lo capisco, ci sta. Il destro, Lo capisci per chi è perché sbagli gol, per quello lo capisci. Sì, il destro, figurati. In quanto, vabbè.
Perché mancino Luca Di Leonardo, ecco, no, giusto per spiegare. Solo di piede. Solo di piede. Conosce perché, insomma, è mancino. Sinistro, ha fatto un gol 2 settimane fa, ragazzi, ancora me lo sogno. Infatti mi si è gonfiato il ginocchio per quello, per colpa di quel gol di Luca Di Leonardo. Va bene, ragazzi, allora, ci vediamo domani. Come giorno 131 e parleremo tanto di Como, ovviamente, e di Salda Vinci. Va bene. E di Salda Vinci. Puntata speciale, avremo ospite, promesso, come no. No, è offeso con te perché non gli hai risposto, quindi te l'ho già detto, non verrà mai da noi. C'è la risposta automatica, attendere prego. Esatto, attendere, prego. Attendere. Va bene. Vabbè. A domani, ciao, ragazzi. Buona serata, ciao a tutti, ciao Fra. Buona serata a quest'ora, è molto bello. Vabbè, buona giornata. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.